La seconda corsa è un'altra prova per i 2 anni, questa volta non è una Maiden, ma una prova per vincitori da 2 a 7.000 euro in carriera. La qualità si alza decisamente. E la favorita è il numero 3 di Giselle Gar con Pietro Gubellini. Cavalla sicuramente interessante, la figlia di Green Shoe presentata da Fausto Barelli. Macchina in movimento, all'1 Gabri Cup, Riccardo Pezzatini, 3 Giselle Gar, Pietro Gubellini, 4 Goblin Fee, Lorenzo Baldi, 5 Gamon Call, Andrea Farolfi, 6 Joe GT, François Conigliaro, 7 Julien Trio, Maurizio Cheli. 1660 metri da percorrere, 1,45 la quota di Giselle Gar, che perde un po' la macchina. C'è stata anche una sbandata da parte di Julien Trio che l'ha fatta tardare. E si va in partenza. Si va con veloce Goblin Fee insieme a Gamon Call, poi Joe GT, incertezza per Giselle Gar che rimane in coda di trotto ma in ultima posizione. Gamon Call che sbanda sulla prima curva, si allarga, Andrea Farolfi deve tenerlo in scia a Goblin Fee, il quale passa i primi 200 metri in 14,9. La terza posizione per Joe GT che precede Gabri Cup, Julien Trio e Giselle Gar. Lancia in 14,9 sulla retta opposta alle tribune. Goblin Fee prosegue in vantaggio, galoppa Gamon Call che lascia in seconda posizione numero Joe GT, 5 31 Gamon per i primi Call 400 squalificato. metri di corsa. Non ha alzato il piede dall'acceleratore Lorenzo Baldi dopo aver preso la testa, prosegue a buon passo. I primi 600 metri se ne vanno in 46,2. Seconda posizione per Joe GT che precede Gabri Cup, poi Julien Trio e Giselle Gar. Davanti alle tribune sposta Gabri Cup dalla terza posizione e va in avanti. Goblin Fee riaccelera, 1,1,8 per i primi 800 metri di corsa. Va a fare la seconda pariglia Julien Trio. Alla retroguardia sempre Giselle Gar. Sulla piegata di destra Goblin Fee continua in vantaggio, al suo esterno Gabri Cup in corda Joe GT, in pariglia Julien Trio, alla retroguardia Giselle Gar. 1,17,2 il primo chilometro e passa Gabri Cup nei confronti di Goblin Fee. Si libera dalla corda Joe GT che anticipa le mosse dei rivali e si porta in scia Gabri Cup che deve però tenere il trotto. Questa non è cosa semplicissima, Riccardo Pezzatini deve stare fermo con le mani, Joe GT in seconda posizione, poi Giselle Gar che prova ad ingambarsi ora a 300 metri dalla conclusione, Gabri Cup in vantaggio nei confronti di Joe GT e Giselle Gar, Gabri Cup che si solleva, finita la curva, entrata addirittura d'arrivo, si allunga Gabri Cup che porta a casa un largo successo, al secondo Joe GT, al terzo Giselle Gar. 38 ad arrivare, 1,16,4 ragguaglio cronometrico per il successo di Gabri Cup. Riccardo Pezzatini allena, guida ed è proprietario della figlia di Man of Many Mission e Zoe OP che vince in maniera molto netta. Ancora da sistemare un po' la meccanica nelle curve, la vediamo qui doversi accontentare sulla piegata conclusiva. Venuta la retta però è un sospiro di sollievo ed è un'altra marcia rispetto ai rivali. Joe GT corre ancora una volta benissimo ed è al secondo posto, Giselle Gar da rivedere al terzo.